Non poteva mancare il quotidiano del Piave qui a Matera, in quest'anno, il 2019, dove Matera è stata eletta Capitale Europea della Cultura. E noi, dalle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, recentemente eletto Patrimonio dell'Umanità, abbiamo deciso di arrivare qui, in un altro patrimonio dell'umanità. Dal 1993 tutto il mondo può apprezzare la bellezza di questi sassi e la storia di una terra davvero unica. Qui sembra che il tempo si sia quasi fermato, una cittadina che sembra un presepe vivente, soprattutto di sera, con le sue luci, con la gente in mezzo alla strada. E la città di Matera presenta diversi siti differenti. Ci racconti qualcosa? Allora, dal punto di vista urbano, la città di Matera si divide in tre parti e dunque abbiamo i Sassi, che sono chiaramente la parte più antica. Oltre ai Sassi abbiamo il piano della città, che è quell'asse viario settecentesco che va da Via Ridola fino a Piazza Vittorio Veneto, che è l'attuale piazza principale di Matera, e oltre il piano abbiamo poi la città moderna, che è stata costruita maggiormente a partire dagli anni 50. I Sassi, a loro volta, possiamo anche dire che si dividono anch'essi in tre parti e dunque abbiamo la Civita con la cattedrale, i palazzi nobiliari, che è il punto più alto, e a nord e a sud della Civita ci sono queste due grosse depressioni naturali che si chiamano in gergo geologico graviglioni, poiché scavate dall'acqua, quindi sono frutto di erosione idrica, e che ospitano a loro volta i due rioni principali dei Sassi. E a nord della Civita abbiamo il Sasso Barisano e a sud dall'altra parte il Sasso Caveoso. Ecco, qui siamo all'interno dell'ambiente tipico del Sasso Caveoso, in un'abitazione, quindi in una casa grotta in parte scavata e in parte costruita. Quindi questo era il tipico ambiente in cui le famiglie materane svolgevano la loro vita al ritorno dal lavoro dei campi. Siamo in una bottega artigianale, come potete vedere il bottegaccio D'Addiego, della famiglia D'Addiego. Ecco, ci spieghi che cosa sta realizzando? Io sto realizzando un timbro per il pane. Anticamente qui, esistendo i forni comunitari, era abitudine dover distinguere il proprio pane in mezzo agli altri. Quindi colui che realizzava l'impasto del pane, cioè la massaia, realizzava le pagnotte, più o meno dai 5 agli 10 kg, le segnava con il timbro, automaticamente riconosceva, identificava e il postesto ritornava indietro alla massaia. Se saltava il timbro, mediamente si andava dai 30 ai 40 kg di pane regalati al fornaio, che da fornaio diventava panettiere, altro mestiere. È un nostro prodotto capostipite, un prodotto che portiamo nel cuore, un prodotto che le donne materane anticamente facevano in casa. Ecco, quando abitavamo ancora quegli antichi rioni, i Sassi, le donne si alzavano molto presto al mattino e facevano con grande fatica forme di questa misura, 6-7 kg, perché le famiglie erano numerose e bisognava sfamare tutta la famiglia. Forme grandi che duravano a lungo, anche 15 giorni. I nostri nonni volevano continuare a benedire il pane, che era un elemento sacro della tavola, e quindi da quel segno di croce che si faceva sul pane basso sono passati a 3 tagli sulla sommità, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A Matera non mancano le occasioni per lo shopping e per i momenti di spensieratezza. Come potete vedere, in questa bellissima via c'è una vasca piena di gente pronta a divertirsi per questa serata all'insegna della cultura ma anche del sano relax. Siamo con il presidente di Home Cucine, Agostino Mirsajev, qui presente a Matera oggi, quest'anno la capitale europea della cultura. Perché la sua azienda ha scelto Matera e perché è qui a Matera?
Per prima cosa siamo stati scelti da Confindustria Roma in un pool di 1000 e più aziende italiane. Iniziamo oggi, ma già ieri quando stavamo montando i pannelli, tutta la gente era incuriosita, non sapeva dove fosse la location di questo castello di Cison, dell'abbazia di Follina, e quindi prevediamo un enorme afflusso di gente. Il barocco leccese incontra la cultura di Matera. Siamo davanti alla chiesa di San Francesco d'Assisi, dove questa sera il violinista solista di Vittorio Veneto, Emanuele Bastanzetti, si esibirà per il concerto per Matera. Una grande occasione, un connubio straordinario fra due luoghi, l'Alta Marca Trevigiana e la Basilicata, che questa sera sono meno lontani del solito. Emanuele ha incantato questa sera a Matera, qui nella chiesa di San Francesco d'Assisi. Una dedica speciale alla tua mamma? Assolutamente, a mia mamma, che è quella che mi ha seguito più di tutti quando ero bambino nel mio percorso di studi e che poi mi ha lasciato con una grande eredità che ho da portare avanti e che porto avanti molto volentieri. Matera, la capitale europea della cultura 2019. L'abbiamo apprezzata di giorno ed ora abbiamo il privilegio di vederla di sera. Ma la vera Basilicata non si trova sulle guide turistiche. Così ci spostiamo verso Miglionico per trovare un pezzetto di storia delle nostre colline, un legame tra questi luoghi e i nostri. Siamo nella chiesa di Santa Maria Maggiore, qui a Miglionico in Basilicata, e ci troviamo davanti a un polittico del Cima da Conegliano. Come ha fatto quest'opera da Conegliano Veneto ad arrivare qui in Basilicata? Perché il nostro signorotto di Miglionico, Antonello Sanseverino, voleva rendere importante la chiesa. Quindi insieme ad altre opere decise appunto di acquistare quest'opera, scenderla qui e dare appunto alla chiesa un valore molto più alto. Ecco, una delle peculiarità del Cima da Conegliano è proprio quella che dietro ogni suo personaggio sono rappresentati i paesaggi del nostro territorio. Quindi anche voi in Basilicata siete riusciti in qualche modo a conoscere le colline di Conegliano e Valdobbiadene grazie a questo artista del 400. Amici del quotidiano del Piave, il nostro viaggio in Basilicata volge al termine. Siamo venuti qui con la scusa di seguire un violinista di Vittorio Veneto, Emanuele Bastanzetti, con la scusa di questo intreccio incredibile fra due patrimoni dell'umanità, quello delle colline di Conegliano e Valdobbiadene e quello dei Sassi di Matera. Vogliamo lasciarvi con questa immagine, questo incredibile panorama, paesaggio dalla cittadina di Miglionico. Bella la capitale europea della cultura. Da dove vieni tu? Da Valdobbiadene. Da Valdobbiadene. Prova. Altro patrimonio Può dire buongiorno a tutti. Buongiorno. Perché avete scelto questa location straordinaria per il vostro matrimonio? E non lo dà nessuno il lavoro e non vogliono lavorare. Siamo col signor Franco che è nato a Miglionico e ha sempre vissuto a Miglionico. Come si vive a Miglionico? Bene,